Ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali, subito dopo la lunga diretta da Venezia dedicata al Festival delle Regioni che dalle 11 di questa mattina abbiamo seguito appunto con un collegamento in diretta da Palazzo Ducale per quella che è stata la mattinata clou della 3 giorni dedicata alle regioni e alle province autonome, con gli interventi che abbiamo sentito del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, del presidente della regione del Veneto Luca Zaia, del presidente della regione Puglia Michele Emiliano e del presidente del Friuli Venezia Giulia e della conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga. Mattinata che si è conclusa con l'intervento, possiamo dire a sorpresa, visto che non era previsto nel programma ufficiale della manifestazione, del capo dello Stato Sergio Mattarella, che appunto ha parlato di autonomia e ha parlato di quelle che sono le competenze delle regioni, le competenze dei territori in un'ottica di ripartizione Stato-regioni all'insegna della collaborazione nel rispetto di quelli che sono i limiti e le competenze stabiliti dalla Costituzione. Un intervento che è stato seguito con grande interesse da tutti i presenti ed accolto con un grande applauso. Torneremo a collegarci poi con i nostri inviati, le due troupe di Antenna 3, con Cristian Arboit e Simone Merlo e con Sandro Ponchio e Filippo Fois, perché è previsto anche un punto stampa tra non molto. Intanto continuiamo con, ecco, stiamo vedendo, ci sta riproponendo la regia con Francesco Ceron le immagini dell'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella appunto a Venezia, quando è stato accolto sull'imbarcadero in piazza San Marco dal Presidente della Regione e dal Sindaco Luigi Brugnaro. Ricordiamo anche l'imponente macchina di sicurezza che l'evento impone e che ha di fatto blindato la città di Venezia. Allora, cominciamo dunque con le notizie di oggi del nostro telegiornale che si apre con il sondaggio del quale vi renderemo poi conto nel corso dell'edizione di Ring in onda questa sera a partire dalle 21. Un sondaggio che è dedicato alla questione zona rossa, l'avvio della zona rossa tra polemiche e questioni insomma che vi abbiamo raccontato nel corso dei nostri telegiornali degli ultimi giorni, nello specifico a Padova, nella zona dell'Arcella. Domani è previsto il vertice in prefettura, a Treviso invece, per stabilire tempi e modi della zona rossa nel capoluogo della Marca. Da giorni in città si discute tra esponenti politici, cittadini e commercianti. Ecco quindi che vi chiediamo: sicurezza, la zona rossa è uno strumento efficace? Questo appunto il tema del quale vi chiediamo di esprimere la vostra opinione. Se per voi la risposta è sì, fate uno squillo allo 0422 162 6691, se per voi la risposta è no, chiamate lo 0422 162 6690. Questo dunque è il tema del nostro sondaggio di oggi. Allora, vedo che la regia ha preparato l'intervista che è stata realizzata dal nostro Cristian Arboit al Presidente del Veneto Luca Zaia. La sentiamo insieme. Presidente Zaia, qual è il messaggio che partirà questa mattina da Venezia mentre si attende l'arrivo del Presidente della Repubblica?
Beh, che tutti i riflettori nazionali sono puntati sul Veneto e fra l'altro ringrazio i miei colleghi che hanno accettato questa candidatura, 3 giorni nei quali appunto avremo il Presidente della Repubblica, la Presidente del Consiglio, tutti i governatori d'Italia e praticamente tutto il governo. Si parlerà di temi importanti che riguardano i cittadini. Ovviamente io porto tra i temi quello dell'autonomia, che è un tema cruciale per questa regione ma anche per tutte le regioni italiane. Chiederà un'accelerazione perché insomma sembra tutto un po' in stallo per certi versi. Ieri anche il professor Bertolissi ha detto è una riforma ostaggio di burocrati e ministri. Beh, che a qualcuno a Roma venga l'orticaria quando ci vede, questo è poco ma sicuro, ma devo dire che il governo è motivato, che uno dei pilastri del programma di governo è l'autonomia assieme ad altre grandi riforme che si vogliono fare, e penso che si debba andare nella direzione di iniziare questo percorso che è previsto dalla Costituzione. Oggi abbiamo il Capo dello Stato, ricordo che un illustre siciliano, Don Sturzo, nel 1949, un anno dopo l'approvazione della Costituzione, diceva sono unitario ma federalista impenitente, ed è esattamente il mantra che dobbiamo portare avanti. Siamo unitari ma federalisti impenitenti. Questo è un paese nel quale noi non possiamo omologarci al fatto che i bimbi in base dove nascono avranno un futuro diverso, che ci sia qualcuno ancora costretto a farsi le valigie per andare a curarsi fuori regione. Le diseguaglianze vanno combattute con l'autonomia e con il federalismo. Oggi in Consiglio dei Ministri deve arrivare anche la legge delega proprio per le 14 materie, è pronta anche la bozza per la protezione civile? Ma guardi, questo non glielo so dire, non conosco le tempistiche del Consiglio dei Ministri. Le posso dire che c'è una bozza sulla quale stiamo discutendo, abbiamo chiesto ancora di avere tempo per approfondire. Certo che si parte con la prima materia e poi questo percorso sarà una grande galoppata verso la riforma di un paese che non può continuare a gestire questo modello con una modalità centralista che ha prodotto solo diseguaglianze e un debito pubblico di 3.000 miliardi. Presidente, la crisi che si è aperta in Friuli Venezia Giulia potrebbe avere un effetto domino anche in Veneto, nello scacchiere politico, in vista delle regionali, in una campagna elettorale che si è già aperta? Bah, guardi, io non metterei troppo il carro davanti ai buoi, questo è un paese che ogni giorno ha la sua pena. Io tifo per Massimiliano Fedriga, tifo per Maurizio Fugatti, ma non semplicemente perché siano degli amici dei colleghi governatori, perché difendono un principio che è quello della libertà. Poi se tu sei regione a statuto autonomo, sei addirittura provincia autonoma, è giusto che quelle prerogative vengano tutelate fino in fondo. Sono convinto che se ci fosse un'impugnativa da parte del governo per quanto riguarda Maurizio Fugatti, penso che la Corte Costituzionale avrebbe non poche difficoltà a dar ragione al governo. Resta il fatto che il clima tra alleati è molto teso, Lega e Fratelli d'Italia in particolare. Lei domani cosa dirà a Meloni? Parlerete anche di questo? Ma io ho un ottimo rapporto con la Presidente del Consiglio, sono stati anche colleghi governatori. Penso che noi dobbiamo assolutamente essere proattivi, solidali con il governo e non vivere il governo come una controparte. Ovvio è che poi ci sono delle istanze territoriali che noi conosciamo, pensi alla sanità, noi abbiamo una delega che è quasi totale per la sanità e quindi conosciamo i problemi sul campo. Noi rappresentiamo l'ultimo miglio e il federalismo è esattamente la riduzione delle catene decisionali. Se vogliamo distruggere l'ufficio complicazioni e affari semplici in questo paese dobbiamo dare spazio agli enti locali, regioni che avranno competenze, che legiferano e poi che trasferiscono subito le competenze agli enti locali per evitare un neocentralismo regionale. Del dopo Zaia parlerà con Meloni, del dopo Zaia? Ma no, non parlo di queste cose, nel senso che io sono impegnato a governare. Considerate che ho rinunciato a un seggio sicuro in Europa per mantenere la parola con i cittadini e io ragiono così, penso che la parola data sia fondamentale alla luce anche lasciatemelo dire, del grande consenso che ho qui in Veneto. Se volete fare una passeggiata con me in mezzo alla gente ve ne rendete conto. Ecco, allora queste le parole del Presidente della Regione Zaia al microfono di Christian Arboit, pronti naturalmente a ricollegarci con Venezia, dove è in corso appunto il Festival delle Regioni. Ma continuiamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca. Andiamo a Treviso, vedo che abbiamo in collegamento il nostro Lucio Zanato per parlare di truffe agli anziani, un fenomeno odioso che purtroppo però continua a mietere vittime. A te Lucio, buongiorno.
Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, in particolare alle persone della terza età, perché noi siamo qui sì per raccontare il fatto di cronaca, ma anche per fare prevenzione, non è vero, comandante Mazzanti? Certo. Allora, raccontiamo intanto il fatto di cronaca. Insomma, alla fine l'avete arrestato questo personaggio che si spacciava per un maresciallo dei carabinieri. Sì, questo che è stato fatto l'altro giorno in realtà è l'epilogo di un'attività molto complessa fatta dalla compagnia dei carabinieri di Treviso e che ha riguardato appunto questo 56enne di origine napoletana ma residente a Palermo, che aveva trovato un domicilio a Mira dove si spostava quando doveva compiere questo tipo di reati. Si faceva passare per un maresciallo dei carabinieri e chiedeva una cauzione per un presunto incidente che aveva coinvolto un congiunto della vittima. In quella circostanza poi si presentava presso le abitazioni dove ritirava il maltolto. Una cosa molto particolare: di solito fanno sempre pesare l'oro perché così sanno quanto vale e chiedono in compensazione eventualmente del denaro in contante. Ecco, si tratta di 3 episodi, neanche uno solo mi pare. Sì, quello che ha portato al primo deferimento in stato di libertà era quello che aveva riguardato la 83enne che era stata appunto raggirata e che aveva consentito di prendere subito 30.000 euro e altri monili in oro. Poi attraverso l'analisi dei tabulati e di tutto quello che sono poi le attività investigative ci ha consentito di prendere visione anche di altri 2 episodi, in particolare uno a Zero Branco e un altro sempre nella zona del Trevigiano di Roncade, e di, come dire, cristallizzare la sua responsabilità anche in queste circostanze. Anche lì insomma sono migliaia e migliaia di euro che sarebbe riuscito a portare via. Sì, parliamo di 5.000 euro per 2 episodi, quindi insomma una discreta somma che sicuramente va a incidere fortemente sull'impatto dell'economia delle persone anziane. Ecco sì, appunto noi ci rivolgiamo soprattutto ai nostri telespettatori di terza età perché le vittime sono tutte ottantenni o oltre ottantenni. Certo, ci rivolgiamo a loro anche perché, come dire, l'Arma dei Carabinieri è un brand che entra nelle case e che crea sicurezza. E allora il messaggio è: i carabinieri non chiedono denaro, tanto meno oro. Assolutamente, e innanzitutto dal punto di vista della normativa italiana non è prevista nessuna cauzione, quindi non è come il sistema anglosassone dove si può pagare una cauzione per evitare il carcere o evitare una sanzione. Nel nostro sistema giuridico non è prevista nessun tipo di cauzione e soprattutto l'Arma dei Carabinieri non chiama nelle case per chiedere soldi o oro, quindi ci sono comunque, in caso di pagamenti, di sanzioni o altre cose, dei canali che ci consentono diciamo all'utente di pagare senza nessun tipo di esborso in contanti. Quindi, ad esempio, per i nostri telespettatori, se arriva una telefonata e dice carabinieri siamo per una sanzione, oppure addirittura si presenta qualcuno con la divisa pseudo la sua perché ovviamente non può avere quella vera, o almeno che non se la faccia fare su misura, cosa deve fare la persona che si trova questa persona davanti o questa telefonata? Guardi, la cosa più semplice che può fare è chiamare il 112. Non abbiate timore 112. Non abbiate timore di chiamare il numero di emergenza. Tra l'altro adesso è un numero unico europeo, quindi comunque tutte le agenzie che creano sicurezza o che rispondono a servizi pubblici rispondono comunque al 112. Pertanto non abbiate timore a chiamare il 112 perché un controllo in più, una verifica in più è sempre gradita. Ecco, appunto, non solo gradita, ma può aiutare non solo chi magari rischia di essere una vittima, ma molti altri che, fermando persone così, non diventano vittime, perché poi questo, se non lo fermavate voi, continuava. Certo, purtroppo quello che capita spesso, ed è qui appunto che intervengo chiedendo anche alle persone anziane di chiamare, è questa sorta di timore che le persone anziane hanno, soprattutto, guardate, nei confronti dei congiunti, non tanto nei confronti dei carabinieri, ma quanto nei congiunti hanno timore di essere prese come persone incapaci e quindi si vergognano. Subentra questo timore portato dalla vergogna e non denunciano i fatti. Invece è essenziale che questi fatti vengano fuori perché se noi conosciamo il problema e il fenomeno riusciamo quantomeno non a porvi rimedio ma a contenerlo. Ecco, grazie comandante, importante questo messaggio soprattutto per le persone della terza età. A te la linea, Marta.
Grazie a Lucio Zanato, grazie al colonnello Stefano Mazzanti dei Carabinieri di Treviso, e noi continuiamo con la cronaca, perché purtroppo continuano a ripetersi anche i furti in abitazione. L'ultimo episodio a Bassano del Grappa. È successo tutto in un vero e proprio blitz nella serata di sabato, poco prima delle 23:30. Una banda di ignoti ladri ha fatto razzia di denaro e preziosi in un'abitazione singola ma non isolata alle porte del centro storico di Bassano. Praticamente abbiamo ricevuto una visita sgradita, stiamo cercando di capire con i carabinieri cosa possa essere, di persone che hanno svaligiato casa di mia suocera, rovistando nelle stanze, tagliando addirittura col flessibile la cassaforte, quindi hanno avuto tutto il tempo di fare le loro cose, e scappando con diversi oggetti d'oro, contanti e varie cose preziose. L'idea che vi siete fatti è che siano arrivati non dalla strada principale ma dalla retro? No, perché nella strada principale comunque ovviamente stiamo ancora valutando con i carabinieri, con i vicini, stiamo verificando varie telecamere, però si presuppone che siano scappati dal retro della casa. È una zona abbastanza isolata al retro della casa, buia, e quindi pensiamo che sia stato di là, ecco. È strano che succeda in piena primavera, insomma, di solito queste cose succedono d'inverno. Caro mio, queste cose non dovrebbero proprio succedere, ok? Però purtroppo si vede che c'è gente che ha bisogno di soldi, ha bisogno di fare queste cose. Il discorso è che purtroppo sono cose che, al di là del danno materiale, al di là del danno economico, sono anche cose che danno fastidio, perché sai, vengono in casa tua, toccano le tue cose, è brutto, ecco. Adesso che provvedimenti prendete per tutelarvi? Beh, sicuramente già abbiamo chiamato un'azienda che ci verrà a installare l'allarme con telecamere, essendo una casa singola, e sensori e vigilanza privata, perché purtroppo non si può stare più tranquilli. Una volta Bassano era una città tranquilla, ora non più. Sul fatto indagano i carabinieri, che sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma hanno potuto solo constatare lo sconquasso messo in atto dai malviventi. Sono stati dei professionisti, perché hanno tagliato col flessibile la cassaforte, hanno rovistato nelle stanze, hanno spaccato una finestra, alzato una persiana di alluminio addirittura. Chiediamo più sicurezza, ecco, perché comunque mia suocera è una donna che vive da sola, queste cose insomma fanno un po' paura, ecco. Torniamo a Treviso. Ora, nella tarda serata di ieri, è stato localizzato sul fondo del Sile a Silea e recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco il corpo del 65enne cinese che si era allontanato da casa con intenti suicidi lo scorso 15 maggio. La salma è stata riconosciuta dalla figlia del defunto. E atti vandalici nella notte contro l'ufficio postale in via Facciolati a Padova. Con uno spray rosso qualcuno ha imbrattato con scritte contro i vaccini, quindi ancora una volta i Novax in azione. Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato come siano più volte stati registrati atti vandalici tra il Padovano e il Vicentino, anche nella villa del senatore Crisanti. Ad accorgersi del vandalismo sono stati i dipendenti dell'ufficio postale, che hanno aperto al pubblico la firma delle scritte riconducibili appunto a gruppi Novax. Le forze dell'ordine sono state allertate. Indaga la Digos. Sono già stati attivati anche i tecnici per la pulizia dell'area. Non è la prima volta che i Novax lordano i muri della città, a spese poi ovviamente della collettività. In passato erano stati imbrattati anche i muri della fiera e della sede INAIL. Ed abbiamo ora anche un altro allora vediamo le immagini che ci stanno arrivando da Venezia. Siamo in piazza San Marco. Ora ecco, stiamo vedendo il capo dello Stato che esce dalla Basilica. A te, Christian. Ecco, sì, Marta, il capo dello Stato è uscito ora da Palazzo Ducale. Sta salutando la folla sorpresa nel vederlo, con lui il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Presidente, come trova Venezia? No, niente, ovviamente le misure di sicurezza sono alte, ma con Simone Merlo stiamo seguendo questa veloce visita
veneziana del Capo dello Stato, che ora accanto al governatore Zaia sta raggiungendo l'imbarcadero di San Marco per un pranzo in località top secret. Come vedi, Marta, chiaramente le misure di sicurezza sono alte. Dovete andare più assolutamente, non si preoccupi. Stiamo chiaramente a distanza di sicurezza, c'è un protocollo da seguire da un lato, dall'altro c'è il nostro dovere e diritto di informare su una giornata dall'alto valore istituzionale. Allora, chiaramente sono attimi positivamente concitati e ci mancherebbe altro. Vedete anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro con Zaia, il capo dello Stato Mattarella e poi tutti gli altri presidenti di regione. Vedi il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Questione di pochi secondi e il presidente della Repubblica prenderà la propria imbarcazione. Chiaramente domani, altro giorno molto atteso, il giorno di Giorgia Meloni, che non potrà probabilmente sottrarsi dalle domande sul terzo mandato. Dopo Zaia, crisi politica aperta in Friuli Venezia Giulia. Scusate chiaramente il fiatone e scusate se ho dei momenti di interruzione, ma dobbiamo studiare un attimo anche gli spostamenti. Presidente, scusi, come ha trovato Venezia? Solo questo? Niente, il Presidente ci ha sorriso, noi ci proviamo chiaramente. Ci proviamo. Ma Michele Emiliano mi guarda male, mi dice è un'ossessione di tutti i giornalisti, quella di intervistare Mattarella, e ci mancherebbe altro. Allora andiamo di qua. Allora, Simone Merlo è chiaramente a pochi metri dal Presidente della Repubblica. Appello all'unità pur nel riconoscimento delle autonomie, delle specificità regionali, l'unità nazionale. Però chiaramente un altro conto è la partita, che è chiaramente politica, sulla riforma dei ruoli e di giornata soprattutto quando dai toni istituzionali di oggi si passerà ai toni più politici con la presenza della Premier Meloni. Mattarella si sta intrattenendo per qualche istante, per qualche minuto con gli addetti ai lavori. Si sta dirigendo verso la lancia che lo porterà in questa località top secret per un pranzo molto veloce e poi via verso il Quirinale. In questo momento il Capo dello Stato sta entrando proprio abitato, appunto a lasciare Marco, dove è arrivato. Ecco, allora Cristian, vediamo, quindi si sta concludendo quindi la visita ufficiale del Presidente della Repubblica. Chiaramente se ci sono ulteriori novità torneremo a collegarci con voi. Vi ringrazio intanto per il lavoro che avete svolto questa mattina. Grazie quindi a Cristian Arboit, grazie a Simone Merlo, grazie a Filippo Fois e a Sandro Ponchio.
appunto con le immagini del lancione con a bordo il presidente Mattarella, chiudiamo insomma per il momento questa pagina dedicata al Festival delle Regioni, che abbiamo seguito anche con un'edizione straordinaria dei nostri TG a partire dalle 11 di questa mattina. Abbiamo ancora un collegamento che ci riporta alla cronaca delle ultime ore e al dibattito molto acceso nelle città della nostra regione sull'istituzione delle zone rosse. Andiamo a Padova per parlare appunto di quanto sta accadendo all'Arcella. Abbiamo in collegamento Valentina Visentina. Te Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno dall'Arcella. Iniziano proprio oggi i controlli ad alto impatto della cosiddetta zona rossa in questo quartiere di Padova, che è il più popoloso, e questa volta, se già la prima volta l'istituzione della zona rossa aveva creato polemiche, questa volta sono a dir poco aumentate, perché gli stessi residenti e molti commercianti si dicono preoccupati per l'effetto negativo, il marchio negativo che potrebbe essere affibbiato al quartiere con appunto la dicitura di zona rossa. I controlli partono proprio oggi, fra poco le prime pattuglie in alcuni luoghi di questo quartiere, che è veramente molto vasto, ma intanto alcuni commercianti, noi siamo in via Aspetti, quindi proprio la strada centrale dell'Arcella, alcuni commercianti si sono attrezzati per manifestare il loro dissenso con questi cartelli che vedete affissi nelle vetrine. Qui per esempio in questo negozio di dischi c'è scritto più zone verdi e meno zone rosse, ma se con l'aiuto del collega Cristian Roque Allende facciamo pochi passi e ci spostiamo poco lontano in un altro negozio, sempre qui lungo via Aspetti, vi mostriamo come è stato allestito per dire no alla zona rossa. Qui veramente siamo nel centro dell'Arcella, e ad esempio questa libreria ha messo un velo rosso. Non so se si vede, ecco, c'è questo velo rosso quasi listata a lutto per dimostrare la propria contrarietà a questa zona. Ci stiamo impegnando tanto per rivitalizzare l'Arcella, hanno fatto sapere i commercianti, ed ora con la zona rossa si rischia appunto di dare uno stigma a questo quartiere. I controlli ci sono sempre stati e sono i benvenuti, ma parlare di zona rossa in questo quartiere residenziale potrebbe avere insomma degli effetti negativi. Ce l'hanno detto anche qualche residente che abbiamo sentito proprio in questo fine settimana, prima alla vigilia della partenza della zona rossa. Io vi lascio con le interviste che abbiamo realizzato qualche giorno fa, proprio prima per capire cosa ne pensano i cittadini, e poi la linea può tornare allo studio. Nel quartiere, che vedranno impiegati 24 ore su 24 dal lunedì alla domenica tutte le forze dell'ordine, così come è stato per la stazione. Anche l'Arcella diventa zona ad alto impatto e lo sarà fino al 15 di settembre. Scatta la zona rossa nel quartiere più popoloso di Padova, controlli straordinari decisi durante l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dal prefetto Giuseppe Forlenza. Un provvedimento che ha portato dietro di sé una lunga scia di polemiche anche da parte dei commercianti e residenti, che vedono nella zona rossa un marchio negativo per il quartiere. Abito da 40 anni qua e devo dire che non mi trasferirei mai in nessun'altra parte, perché qua abbiamo tutti i servizi possibili e immaginabili. Ultimamente con questa amministrazione è stato veramente rivalutato il quartiere. Io sono testimone del fatto che l'Arcella è un quartiere vivibilissimo, è un quartiere senza, con tutti quanti i servizi, con una vita sociale anche di richiamo per la città qualche volta. Guardate per esempio il Parco Milkovic, la manifestazione permanente Arcella Bella. Zona rossa all'Arcella per i residenti come Roberto e Grazia, che vivono qui da sempre, potrebbe portare non benefici ma una svalutazione. I controlli ci sono sempre stati, senza dover bollare il quartiere con una definizione che è sinonimo di poca sicurezza, dicono. Noi arcellani siamo furibondi quando si ritorna con la retorica assurda, xenofoba, basata sulla paura. Nello stesso parere anche il gruppo Padova Bene Comune con Antonino Pipitone. Ci sembra una cosa francamente eccessiva. Arcella è un quartiere dove si vive tranquillamente, con i problemi soprattutto in due zone che conosciamo, che sono una la parte dietro la stazione e l'altra parte la zona del bingo, quindi
zone conosciute già attenzionate, e questo provvedimento secondo noi mette un bollino su un quartiere che si può gestire senza per questo avere lo stigma come se fosse un quartiere tipo Bronx. Dal nuovo parco nell'ex area Valli al centro civico di Via Larcella, l'avvio dei lavori per la riqualifica dell'ex CONI di Piazza Azzurri d'Italia. Il quartiere è al centro di un'opera di recupero, ora con la zona rossa per Pipitone si rischia di vanificare tutto. È un quartiere che è uguale agli altri di Padova, quindi la zona rossa dovrebbe essere messa in tutti i quartieri di Padova, riteniamo, perché è giusto che ci siano i controlli, guai se non fosse così, però si possono fare i controlli come sono fatti in questi anni senza bisogno di mettere appunto il bollino di zona rossa, che crea un problema ai commercianti, crea un problema di tipo immobiliare per chi ha dei valori immobiliari a Larcella. E torniamo alla cronaca con la tragedia di sabato pomeriggio, la morte della 17enne Anna Chiti, caduta dal catamarano ormeggiato a Sant'Elena a Venezia. Anna Chiti, 17 anni, la passione per il mare, la scuola e quello stage che aveva appena iniziato. Il primo giorno di lavoro sul catamarano e la tragedia che ha lasciato tutti senza fiato. Studentessa della scuola nautica, residente con la famiglia Campalto, ma nata a Treviso. All'istituto, che conta circa 400 ragazzi, frequentava i corsi dell'indirizzo trasporti e logistica e conduzione del mezzo marino. Fra un anno, spiega il preside, avrebbe terminato il suo corso di studi e sarebbe diventata allievo ufficiale di coperta. Era una ragazza piena di vita. Tutta la comunità educante dell'Istituto Superiore Benjamin Corner, attonita per una tragedia che ha colpito la nostra studentessa Anna, si stringe intorno alla famiglia in un fortissimo abbraccio. In un attimo il gravissimo incidente. A bordo si stava svolgendo una festa. Anna, per motivi da accertare, è caduta rimanendo impigliata con una cima all'elica. Il comandante dell'imbarcazione si è tuffato ma non è riuscito a liberarla dalla corda. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco. Nulla da fare per la ragazza, che portata a riva aveva una grossa ferita alla testa dovuta probabilmente all'impatto con l'elica. Quando i cittadini di Sant'Elena hanno visto arrivare l'elicottero, hanno subito temuto al peggio. Poi purtroppo si è verificato questa certezza, questo incidente purtroppo mortale. Naturalmente siamo vicini come Comune di Venezia, come cittadinanza, alla famiglia in questo momento di forte dolore. Quello che ci auguriamo appunto è che certi incidenti non devono più accadere. È un fatto molto grave che deve far riflettere. Immediate le indagini, sono al vaglio degli investigatori le telecamere di videosorveglianza della Darsena della Marina di Sant'Elena per ricostruire quanto accaduto. Sono state ascoltate le persone che si trovavano a bordo della barca, per lo più turisti. Inoltre è al vaglio il contratto di lavoro e la mansione che le era stata assegnata. Nelle acque della laguna, la Will Veneto qualche mese fa aveva organizzato una manifestazione proprio contro i morti sul lavoro. Questa è una tragedia, una ragazza di 17 anni che si affacciava al mondo del lavoro, che cercava di realizzare i suoi sogni, aveva degli obiettivi. Noi ci stringiamo attorno ai familiari, ai compagni di scuola e siamo sgomenti per quanto è accaduto. Una vita spezzata nel pieno del percorso formativo, segnata dalla passione per il mare, dalla cultura del lavoro e dall'impegno in un istituto dove si coltivano vocazioni e si formano competenze. La sua presenza resterà viva nella memoria di tutti. È il messaggio di cordoglio del direttore dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, Marco Bussetti. Anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha espresso il cordoglio per questa tragica scomparsa. Come padre di famiglia e come sindaco, sento il dovere di farvi giungere la vicinanza sincera dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità veneziana. Il ricordo di Anna resterà vivo nei nostri cuori, un ricordo grande come il suo amore per il mare. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Apriamo ora un approfondimento dedicato alla sanità, perché abbiamo qui ospite con noi in studio, e la ringrazio per essere in nostra presenza, la dottoressa Diletta Troian, direttrice della Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto e peraltro già presidente della Banca Europea dei Tessuti e ora anche di quella italiana. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi, grazie mille per l'invito.
Ecco, allora sicuramente un incarico, il suo è un ruolo che porta Treviso e il Veneto ai vertici nazionali ed europei di questo settore, ma per farci capire anche da tutti coloro che ci stanno seguendo da casa, dottoressa, che cos'è la Banca dei Tessuti? Allora, la Banca dei Tessuti, che adesso a livello europeo vengono chiamati istituti dei tessuti, però concettualmente forse è più facile il termine banca, sono delle strutture pubbliche o accreditate dalla regione, dalla nazione in cui si trovano, che fondamentalmente hanno il compito di reperire, processare, quindi lavorare, sistemare nel senso di decontaminare, pulire e crioconservare i tessuti umani poi appunto a fini di trapianto. Quindi noi con la nostra equipe chirurgica ed infermieristica raggiungiamo le regioni di nostra competenza, perché noi appunto siamo banca di riferimento anche di altre regioni, e i tessuti vengono portati nella nostra struttura, li prepariamo in modo che siano sicuri e di alta qualità e con i chirurghi appunto li distribuiamo ai pazienti che ne hanno bisogno, ovviamente a fini di trapianto terapeutico. Ecco, quindi che differenze ci sono per esempio tra le banche degli organi e quelle dei tessuti? Certo. Perché per quanto riguarda trapianti diciamo ormai è più entrato nella conoscenza delle persone quella degli organi, ma altrettanto importante è quella dei tessuti. Sì, assolutamente sì. Allora, sicuramente ci sono vari punti in comune, come ad esempio può essere il consenso alla donazione, quindi il consenso normalmente è unico, certo uno può scegliere, però ad esempio quando andiamo a rinnovare la carta d'identità ci viene chiesto appunto il consenso alla donazione di organi e tessuti, perché di fatto la volontà dovrebbe essere quella di donare a prescindere poi che sia un organo o di un tessuto, però sicuramente in fase poi di consenso si può comunque decidere. Quindi diciamo, le finalità e i consensi sono i punti in comune. Il grosso cambiamento, la grossa differenza è che gli organi per ragioni di vitalità vanno trapiantati immediatamente perché appunto vascolarizzati e quindi l'equipe chirurgica va direttamente in sala, preleva l'organo e viene trapiantato nel giro di poco tempo, mentre per i tessuti la normativa europea e quindi di conseguenza italiana prevedono il passaggio all'interno di una banca dei tessuti che appunto ha il compito di valutare l'idoneità, cioè quindi non possono essere trapiantati direttamente, ma devono passare tramite una struttura che ne certifichi, quindi noi quando li distribuiamo al chirurgo hanno una sorta di certificazione che sia tutto a posto, dagli esami sierologici del donatore agli esami microbiologici del tessuto a appunto tutta la parte poi di qualità e sicurezza degli ambienti in cui lavoriamo il tessuto. Ecco, in quali settori quindi operate principalmente? Allora, diciamo potenzialmente sono tutte le chirurgie. È ovvio che il tessuto, ad esempio, più richiesto sono sicuramente le valvole cardiache, soprattutto per i pediatrici. Quindi le cardiochirurgie e le chirurgie vascolari per i segmenti venosi e arteriosi sono sicuramente tra i settori dove il tessuto umano spesso rappresenta l'unica opzione, soprattutto appunto nei pediatrici. Quindi può davvero salvare la vita di tanti bambini. Sì, diciamo che soprattutto ove non sia disponibile una protesi o la protesi sia infettata o ci sia un difetto congenito, ovviamente come potete immaginare un tessuto umano può sicuramente riuscire dove magari una protesi sintetica può dare diversamente dei problemi. E, ovviamente poi lavoriamo moltissimo con le ortopedie, quindi moltissimo con i tumori delle ossa, i sarcomi, quindi diamo segmenti ossei a sostituzione proprio dell'osso danneggiato, oppure tendini per la sostituzione dei legamenti. Insomma, diciamo che le applicazioni sono moltissime. Diciamo che una di quelle che si presta meglio in termini di varietà di opzioni chirurgiche è sicuramente la membrana amniotica, che viene usata dal tessuto, dagli oculari, ai grandi ustioni, alle ulcere, a tutte quelle zone del corpo che hanno bisogno di una rigenerazione. Quindi ecco, spaziamo un po' in tutte le chirurgie di fatto. Quindi tessuti diciamo da vivente, anche da donatore vivente. Bravissima, infatti sicuramente uno dei tessuti che ci piace di più raccontare è la placenta, quindi che poi estraiamo noi la membrana amniotica, perché è un tessuto la cui donatrice, diciamo, nel momento in cui dona sta attraversando probabilmente uno dei momenti più belli della sua vita. Quindi ovviamente ci sono le donazioni da vivente, come appunto spiegavo la placenta, si può anche donare la vena safena,
se uno ad esempio ha un intervento di safenectomia, o si può anche donare la testa del femore in alcuni interventi all'anca. Ovviamente poi la grande maggioranza dei tessuti ci viene donata invece dai donatori appunto deceduti, che sono spesso anche di organi, ma noi appunto subentriamo dopo l'equipe chirurgica degli organi e di conseguenza ovviamente lì i tessuti da donare potenzialmente sono molteplici. Penso alle cornee, per esempio, si parla molto anche di questo. Sì, no? Le cornee, poi ad esempio c'è i tessuti cutanei, quindi noi preleviamo ad esempio il cuore intotto, da cui poi estraiamo le valvole cardiache, le vene safene, le arterie, segmenti ossi, tendinei, cartilagini, insomma abbiamo un sacco di potenzialità grazie alla generosità soprattutto del Veneto, che rappresenta per noi ovviamente la regione che ci dà il più grande numero di donatori, sia deceduti che viventi. Ecco, quasi 8.000 interventi chirurgici annui eseguiti, vedevo appunto nel bilancio sociale che avete presentato proprio pochi giorni fa. Senz'altro possiamo dire insomma un record, sì, no? Sì, assolutamente sì, siamo molto orgogliosi e questo ovviamente va un ringraziamento fondamentale ai centri trapianto, agli operatori della rete, ai donatori, alle famiglie dei donatori, ma anche a tutti i miei colleghi, perché devo dire che abbiamo un'equipe piena di idee, di iniziative, di collaborazione e ci fa portare avanti progetti ambiziosi come quella di passare dai 5.000 tessuti in cui negli ultimi anni ci eravamo bene o male settati a 8.000, contando che abbiamo raggiunto un altro record di tessuti processati, quasi 15.000. E raggiungendo poi anche i record di donatori di conseguenza, quindi un grandissimo lavoro dall'ufficio donazione all'equipe di prelievo, al laboratorio, alla distribuzione, insomma alla comunicazione, a tutti i settori. Ecco, quindi sì, tutto questo è reso possibile grazie a tutti gli operatori che ruotano attorno alla nostra banca. Certo, quindi un ringraziamento naturalmente a tutti loro, ma un ringraziamento speciale va poi ai donatori perché e alle loro famiglie, perché naturalmente se non ci fossero loro non ci sarebbe nulla di tutto il resto. Diceva lei che il Veneto è una regione particolarmente generosa in questo senso, ma non è mai abbastanza, no dottoressa? No, assolutamente sì, infatti siamo in lista d'attesa con, come dicevo prima, accennavo, con alcune tipologie di tessuto, cioè vuol dire che sono pazienti, soprattutto pediatrici, in lista d'attesa che non riescono ad avere in tempi brevi il tessuto che serve. Mi riferisco principalmente alle valvole cardiache, ma anche segmenti arteriosi o venosi. E per questo motivo stiamo cercando di lavorare con altre regioni ove all'interno non ci sia già una banca tessuti, per la quale noi poi possiamo diventare banca di riferimento, e ad esempio appunto il Friuli, le Marche, la provincia di Trento, di Bolzano, sono diventate nostre regioni di competenza proprio per allargare, diciamo, la possibilità di donare, anche perché ricordiamoci che donare è un diritto, quindi è giusto offrire a tutti la possibilità di donare, quindi il nostro servizio va anche di supporto a quelle regioni che non hanno appunto nel loro interno per l'organizzazione la possibilità di portare avanti una donazione di tessuti. Ecco, una realtà quindi di grande eccellenza, quella del Veneto, la sede peraltro è a Treviso, sì. Lo ricordiamo, e questo insomma ci riempie anche di orgoglio. Sì. E, la vostra mission, diciamo, fondamentale, dottoressa, qual è? Allora, la nostra mission è sicuramente quella di promuovere il tema della donazione, quindi non solo per organi, non solo per sangue, ma proprio la donazione come tema tutto tondo. Quindi indipendentemente poi che si promuova uno piuttosto che l'altro, anche collaboriamo molto con l'associazione di volontariato, è proprio quella di voler appunto sensibilizzare alla possibilità di donare, perché spesso ci viene detto ma non sapevo che si poteva fare, ed è un peccato perché tanti magari poi si pentono anche di non averlo potuto fare. E dall'altro lato appunto sensibilizzare anche alle innovazioni nel mondo dei trapianti, perché noi lavoriamo moltissimo con i chirurghi, però la ricerca è fondamentale. Per questo motivo ad esempio abbiamo una campagna sempre aperta del 5 per 1000, appunto organizzata dal nostro settore comunicazione, proprio perché con questi, diciamo, con queste risorse possiamo implementare ed incrementare la ricerca proprio per il trapianto di tessuti, ecco, in collaborazione ovviamente con i clinici e informando ovviamente i donatori, le famiglie dei donatori. Certo, e come viene finanziata la banca degli occhi?
degli occhi, la banca dei tessuti. La banca dei tessuti. Allora, fondamentalmente per la normativa italiana è previsto un rimborso dei costi. Ovviamente l'istituto dei tessuti è per definizione un istituto no profit, perché ovviamente la donazione è volontaria, ma ovviamente tutti i costi che ruotano attorno al processo che va dalla donazione al trapianto ovviamente si costituiscono sotto forma di un rimborso dei costi, che quindi gli ospedali ci rifondono ad esempio all'interno dei DRG, per dire, quindi ovviamente tutto all'interno poi del sistema sanitario nazionale. Quindi sono davvero tanti, abbiamo visto i settori nei quali voi operate e che stanno vedendo proprio salire appunto la banca dei tessuti del Veneto davvero a livello italiano ma anche europeo. E proprio il senso, diciamo, di questo approfondimento che noi abbiamo voluto fare oggi è proprio quello anche di sensibilizzare tutti i cittadini che ci stanno anche seguendo da casa su queste opportunità che ci sono, perché giustamente lei diceva è anche un diritto quello di donare, oltre che un dovere, lo diciamo moralmente, per chi se la sente naturalmente di farlo. Io ringrazio quindi la dottoressa Trojan per essere stata con noi, restituisco la linea alla regia per qualche istante di pubblicità. Restate con noi, a tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, un'edizione che è stata preceduta da una straordinaria dedicata al Festival delle Regioni, nella quale abbiamo sentito gli interventi di questa lunga mattinata dedicata a questo importante evento che è in corso a Venezia. E con Venezia torniamo a collegarci con il nostro Cristian Arboita. Te Cristian. Sì Marta, una giornata dall'altissimo valore istituzionale. Poco fa vi abbiamo documentato l'uscita da Palazzo Ducale di Sergio Mattarella. Il suo intervento è stato un intervento molto atteso e non scontato, non era nemmeno previsto inizialmente dalla scaletta ufficiale. Mattarella che ha parlato di regioni, ha parlato di autonomia, chiaramente invocando l'unità nazionale. Allora, se sei d'accordo Marta, ascoltiamo uno stralcio delle dichiarazioni di Mattarella, ricordando che domani arriva la Premier Meloni, quindi dal piano istituzionale ci muoveremo appunto nella giornata di domani sul piano politico, in un momento molto delicato, perché come sapete in Friuli Venezia Giulia c'è una crisi politica aperta e tensioni evidenti tra Lega e Fratelli d'Italia. Sergio Mattarella, per il momento da Venezia è tutto. Un metodo, quello della leale collaborazione, che sembra dover presiedere anche le politiche volte a promuovere le eccellenze nazionali, obiettivo che avete posto al centro dei lavori di questi giorni. Eccellenze che rappresentano dei punti di forza per la Repubblica, ma che per essere adeguatamente valorizzate richiedono che se ne prenda coscienza e che si affronti attraverso riforme coraggiose, si affrontino i punti di debolezza del sistema economico e strutturale e istituzionale. La digitalizzazione dell'amministrazione, i tempi della giustizia, l'alto costo dell'energia, la sostenibilità ambientale, le criticità che si riscontrano nel settore dei lavori pubblici sono tutti ambiti interessati da interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sui quali occorre mantenere ferma l'attenzione e costante l'impegno. Per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati occorre praticare intensamente la collaborazione fra i diversi livelli, a partire dalle istituzioni europee, nonché attraverso una stretta cooperazione tra Stato e Regioni, che devono procedere nella medesima direzione. L'Unione Europea è spesso per questi problemi parte indefettibile della soluzione. Penso ad esempio al tema della difesa e della sicurezza e risulta inoltre estremamente utile il confronto con le esperienze degli altri partner europei. La collaborazione istituzionale, dando forza e stabilità alle decisioni assunte, agevola
l'adozione di quelle politiche di medio e lungo periodo necessarie per misurarsi con i nodi strutturali che limitano la crescita economica e sociale del nostro Paese. Il mio augurio, e sono fiducioso che questo accada, è dunque che i lavori di questi giorni abbiano luogo in questo spirito, alla ricerca di intese orientate al conseguimento di obiettivi condivisi che rafforzino le istituzioni, l'economia e la coesione sociale. Buon lavoro dunque, nell'interesse delle regioni e di tutti i cittadini della nostra amata Repubblica. Ecco, queste dunque le parole, una sintesi delle parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella oggi a Venezia in occasione del Festival delle Regioni. Naturalmente torneremo a parlarne nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali con i servizi realizzati dai nostri inviati. Siamo giunti al termine di questa prima edizione dei nostri telegiornali. Vi ricordo il tema del nostro sondaggio di oggi, che è dedicato alle zone rosse, perché a Padova, ve l'abbiamo raccontato negli ultimi giorni, montano le polemiche nel quartiere dell'Arcella. Domani in prefettura Treviso il vertice per stabilire tempi e modi della zona rossa. Vi chiediamo quindi sicurezza. La zona rossa è uno strumento efficace? Potete esprimere la vostra opinione su questo tema con le consuete modalità attraverso una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. Questa sera a Ring con Nicola Zanetti ne parleranno Fabio Crea di Fratelli d'Italia, Marco Zabai del Partito Democratico, il senatore della Lega Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, e poi ci sarà anche Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso. Con loro si parlerà anche di baby gang e dei giovanissimi armati protagonisti delle recenti tragedie che purtroppo hanno insanguinato il nostro territorio. Ed è tutto per questa prima edizione, vi ringrazio per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, il meteo con le nostre previsioni del tempo. A tutti un buon pomeriggio, arrivederci.